Sono 170 i migranti che oggi hanno lasciato Lampedusa a bordo del traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Sulla nave ci sono anche le 4 salme, i corpi sono dei naufraghi avvenuti tra fine febbraio e marzo che saranno seppelliti nel cimitero di Montevago. Questa sera intorno alle 21 è previsto anche l'arrivo a Montevago delle salme che invece giungeranno nel tardo pomeriggio al molo empedoclino, dove si svolgerà una piccola cerimonia religiosa. Sarà presente anche il sindaco di Montevago, onorevole Margherita La Rocca Rumolo, che insieme al prefetto e ai sindaci dei comuni che hanno dato la disponibilità ad accogliere le salme nei propri cimiteri comunali. La prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, lavora incessantemente ai trasferimenti per alleggerire la pressione dell'hotspot di Contrada Imbracola, dove si trovano oltre 1500 ospiti a fronte di una capienza di poco meno di 400. Nei giorni scorsi le cattive condizioni del mare avevano impedito l'attracco alle navi, bloccando di fatto lo spostamento dei migranti. Nella serata altre 400 sono arrivati sul traghetto di linea, dovrebbero lasciare alle spalle il centro di Contrada Imbracola. Intanto sulla più grande delle Pelagie la scorsa notte non si sono registrati sbarchi. L'esigenza immediata è quella di alleggerire l'hotspot trasferendo il prima possibile i migranti. Con questi numeri tutta la macchina dell'accoglienza e del soccorso è in difficoltà. Occorre mettere a disposizione dell'isola una nave umanitaria che faccia da spola da Lampedusa alla terraferma per consentire così veloci trasferimenti e continui. So che il Ministero dell'Interno ci sta lavorando, questo quanto dichiarato dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino alle reti nazionali. E sempre a Lampedusa continuano le operazioni per il recupero del cadavere della migrante che è stata avvistata nel pomeriggio a Punta Laimo in zona Capogrecale, dove sorge il faro di Lampedusa. Né la motovedetta della Guardia Costiera né i Vigili del Fuoco sono riusciti ad avvicinarsi al corpo che in una piccola insenatura a Punta Alamo è tutta la notte è rimasto un presidio fisso dei Vigili del Fuoco che con un grosso faro hanno illuminato il tratto di costa.